Amici telespettatori, ciao a tutti, siamo sempre nella rubrica dei cuori solitari e questa sera vi voglio presentare a un ragazzo che voi conoscete benissimo. Si chiama Claudio Ferro e viene da Mazara del Vallo e si è ripresentato nella nostra rubrica dei cuori solitari per fare intanto per rinnovare il suo annuncio che cerca la sua anima gemella e poi anche per ringraziarci perché a quanto pare il suo annuncio ha avuto esito positivo. Ciao Claudio. Ciao Alberto, mi ha fatto piacere vederti l'altra volta in trasmissione, ringrazio tutte le persone che mi hanno chiamato, ringrazio sempre a tutti con tutto il cuore. Alberto, ringrazio questo strano amore, solo ho tante cose da dire, ringrazio tutte le persone che mi hanno chiamato, solo voglio dirti che io mi sento un vero uomo di me e mi sento di essere comune con tutto il mondo, vedo troppe cose strane, tante persone che si lasciano, è difficile fare le nozze d'argento o quelle d'oro con la propria moglie. Esatto. Ma cosa sta succedendo? È il mangiare che ci mangiamo, è le cellule che impazziscono, poi vedo tanti giovani ragazzi che bevono, per me è finito l'orgoglio, sta finendo tutto, dicono che fuori è peggio, ma a Mazara e provincia non scherzano, non c'è più rispetto delle persone, più grande. Una volta quando si viaggiava su un treno io mi alzavo e facevo sedere quello più anziano. Qui in Sicilia avevamo una mentalità, li rispettavamo tutti della mia generazione, non c'è più. Ma cosa sta succedendo? Una volta la donna andava alla sarta, ditto alla massa, ditto alla siciliana, faceva qualcosa, ma ora fanno come gli uomini, si mettono i pantaloni, fumano, prendono la macchina, soldi per comprare abbigliamento, vanno al bar e fanno quello che vogliono, arrivi a casa e le trovi pure incazzate, non puoi dire niente, comandano loro, se no ti lasciano e vanno dall'avvocato, non vogliono essere mantenuti, se c'hai una casa vai a finire pure fuori, se c'hai figli ti fanno le necche. Sei un vero uomo come me, perché oggi essere uomo è difficile, ci sono uomini per avere la famiglia, si tiene anche le corna, ha detto la siciliana. Lo so. Io sono un ragazzo dolce, buono, bravo e anche cattivo. Se la donna ha ragione io ci do ragione, ma se la donna ci ha torto se lo vuole portare pure a ragione. Io cerco una ragazza che è difficile trovarla oggi come oggi, intelligente, quante cose si possono fare e si fanno. No che si incazza, devo essere io a incazzarmi, vado a lavorare per pagare luce, gas, mangiare, benzina eccetera eccetera e abbigliamento, come che si deve incazzare deve essere l'uomo, non la donna, se mi vogliono così, se no rimango solo con me stesso e se devo soffrire mi contento così. Non ci sono più amici come una volta, della mia generazione, prestavo qualcosa a un amico o soldi, me le davano, ora i ragazzi di oggi pure le mogli si fregano, non sono più quelli tempi miei, ancora era pulita, ora ci sono farfalloni, persone senza parole, per loro una brutta figura non ci passa neanche per la testa, è cambiato tutto, speriamo non andiamo al peggio. È finito l'orgoglio personale, sono poche quelle persone che si salvano, speriamo che Dio gli fa cambiare questo tenore di vita. Sta al Signore che cambia la vita a tutti i fratelli e sorelle, aiutaci Dio, grazie che mi avete ascoltato a Claudio Ferro. Infine qualcuno dicendo io speriamo che me la Ciao! Che me la chiamo? Era un bellissimo pensiero, l'hai scritto tu? Sì, ho scritto io, il motore va a benzina, l'uomo va a cavallo e mio amore si trova a Mazara del Vallo. Esatto, bravo Claudio Ferro. Ho detto no, siccome era troppo pesante la lettera, ho voluto pure ammorbidirla, è giusto di dire qualche barzelletta così faccio ridere pure la gente, non è? Va bene Claudio. Grazie Alberto. Va bene, amici telespettatori, abbiamo sentito Claudio Ferro che ci ha fatto la sua dichiarazione. Lo disse Achille, lo confermò il bidello che la scuola è un bordello. Il 25
Cristiano, il giorno seguente è nato un vedente, lo chiamavo presidente. Grazie a tutti e ciao. Vabbè, allora ripeto per le amiche telespettatrici che fossero interessate a Claudio Ferro di Mazzara del Vallo, possono chiamare direttamente il suo numero telefonico che voi vedete benissimo in sovraimpressione, ok? Ciao da Alberto e ciao anche da... Ciao da Claudio Ferro. Ciao amici, a dopo. Grazie a tutti.